Numeri impressionanti di decessi sui luoghi di lavoro, aumentati nella marca del 150% in un anno. Il report della CGIL: 18 tecnici Spisal in servizio, ne servirebbero 32. Nel frattempo le imprese artigiane fanno i conti con l'assenza di prospettiva a breve termine. Tra 5 anni il 20% delle aziende destinate a chiudere per la mancanza di ricambio generazionale. Dopo la sospensione inevitabile e vicina alla fine del rapporto lavorativo tra H-Farm e la prof autrice del post antisemita che ha scatenato la polemica a Roncade. Aggredito alle spalle per i portafogli, rapina in pieno giorno a Mogliano Veneto, vittima un uomo di 77 anni che aveva appena prelevato al bancomat. Il suo racconto ai nostri microfoni. Violenta rissa in un bar in zona stazione a Treviso, 2 marocchini in ospedale con ferite gravi, paura tra residenti e pendolari. Non solo il governo nel mirino dei medici veneti sul piede di guerra, attacco dei medici alla regione, basta nascondersi dietro al numero chiuso in medicina, non si è investito su specializzazioni e programmazione. Cittadella della Salute a Treviso, traguardo vicino la prossima settimana il trasferimento dei primi reparti e pazienti, il 30 novembre apre il parcheggio. A Pieve di Soligo la presentazione del report 2023 del Prosecco di OCG Conegliano Valdobbiadene, riduzione di vendite all'estero ma un aumento del valore del prodotto. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso e dunque in primo piano i numeri impressionanti di decessi sui luoghi di lavoro, aumentati nella marca, pensate, del 150% in un anno. La CGIL ha raccolto questi dati per denunciare la mancanza di investimenti in tema di sicurezza, con numeri sempre più esigui degli ispettori Spisal. Noi di rincorrere questo problema ci siamo un po' stancati, noi vorremmo risolverlo questo problema, perché ricordo a tutti che al di là dei numeri e delle statistiche stiamo parlando di persone, di lavoratori e lavoratrici che sono uscite la mattina e non sono tornate a casa la sera. Questo è. Se non colpisce questo, io sinceramente rimango allibito. Andrea Toffoli aveva 48 anni quando la sua vita si è fermata, il suo corpo travolto dalla sponda di un camion. Era il 30 settembre 2023. Marco Bettolini di anni ne aveva 46, era il 14 settembre quando è morto annegato nel tentativo di salvare un collega in difficoltà per aver inalato i gas della cisterna. Ci sono le battaglie di mogli e mariti per avere giustizia e poi le denunce tantissime dei lavoratori. I dati sono quelli dell'INAIL. A settembre abbiamo già superato il numero dei morti che abbiamo avuto sul luogo di lavoro, in occasione di lavoro, in tutto il 2022. Quindi il problema è significativo, anche perché Treviso, in qualche modo, questo territorio scala le classifiche, le peggiori classifiche scalabili in questo caso. Già 10 morti in quest'ultimo anno, lo scorso anno erano stati 4, impennata anche nelle denunce di infortuni passate da 89 a 153. Abbiamo avuto un aumento di oltre il 70% degli infortuni denunciati e quindi gestiti dal patronato Inca di Treviso per i lavoratori che si sono rivolti nelle nostre sedi e un importante aumento anche delle denunce di malattie professionali. Tra le malattie professionali più denunciate, il 77,8% sono malattie al sistema osteomuscolare. Treviso è stato il primo patronato ad ottenere il riconoscimento di un infortunio sul lavoro ad un lavoratore in smart working, una donna scivolata dalle scale mentre era al telefono per lavoro con cellulare aziendale. Nella Marca operano 18 ispettori Spisal a fronte di un fabbisogno di almeno 32. Un segno, questi numeri, rileva il segretario del sindacato Mauro Visentin, della consapevolezza dei lavoratori dei loro diritti, anche quelli della salute. Non è il quadro del 100%, è il quadro di chi ha questa consapevolezza e se questa consapevolezza cresce ci dà anche la possibilità di capire dove intervenire per migliorare anche le competenze, per migliorare anche le modalità in cui come dire, si sta nei posti di lavoro. E poi c'è il tema della sanità, torneremo a parlare delle aziende fra pochissimo, il tema della sanità. Non c'è solo il governo, il taglio delle pensioni e la fuga di 500 medici in previsione verso il privato dal sistema sanitario pubblico, nell'attacco di oggi forte dei medici, un attacco che è venuto da Padova a livello regionale. C'è anche la regione nel mirino, basta nascondersi dietro al numero chiuso in medicina, basta nascondersi in sostanza con l'alibi di Roma, non si è investito, dicono, su specializzazioni e programmazioni. Sentite.
500 medici solo in Veneto pronti a chiedere la pensione con una domanda da fare entro il 30 novembre per evitare i tagli previsti dalla manovra del governo. Sono i numeri di una fuga, forse già inarrestabile, che porterà il 5 dicembre i medici ospedalieri a scioperare per difendere diritti che ritenevano acquisiti. A lanciare l'allarme dalla sede dell'Ordine dei Medici di Padova, Domenico Crisarà e Adriano Benazzato. I numeri certi non li conosciamo, sappiamo che potrebbero essere un 500 nel Veneto. Già noi siamo molto tirati perché in servizio ci sono circa strutturati circa 7.800 medici negli ospedali del Veneto, 500 medici in meno sarebbero un numero francamente molto preoccupante. Solo l'ultimo duro colpo per il sistema sanitario nazionale che sconta la mancata programmazione da parte delle regioni. Basta, puntualizzano i sanitari, puntare il dito contro il numero chiuso delle facoltà di medicina. E che l'Italia continua ad essere ai livelli più alti in tutte le società europee ed extraeuropee, livelli più alti del rapporto medici per popolazione assistita. Il problema vero è che sono mancati per i tagli che sono stati fatti alle borse di studio in specialità e per non aver mai investito realmente sui medici di medicina generale, mancano gli specialisti. Medici ne abbiamo a più che sufficienza. Un esempio per il Veneto arriva dalla medicina di famiglia, con la regione fanalino di coda nell'assegnazione delle borse di studio per la formazione dei professionisti e con un numero di medici ospedalieri per abitante inferiore a quello di regioni meno popolose come la Toscana. Non vale l'alibi di Roma, perché la programmazione per i medici di medicina generale è affidata alle regioni da sempre. Quindi che ognuno guardi a casa sua e rifletta sul perché si è in questa situazione. E sui medici ospedalieri? I medici dal 2011, vi ho dato i dati, sono sempre stati intorno ai 7.800. I medici ospedalieri a tempo ovviamente indeterminato negli ospedali. Per cui sempre quelli erano. La dotazione della Toscana, che ha 3.700.000 abitanti, ha 1.000 medici in più, cioè stiamo parlando di 8.700 medici. Il numero che negli anni è aumentato perché hanno fatto le assunzioni e da noi non hanno fatto le assunzioni, quindi paghiamo questo prezzo. Abbiamo visto la piaga, l'emergenza degli infortuni sul lavoro, l'emergenza sanitaria. C'è un'altra emergenza che riguarda invece il futuro delle aziende artigiane della Marca, il ricambio generazionale che non c'è e 1 su 5 che potrebbe sparire da qui a 5 anni. Nell'arco dei prossimi 5 anni ci aspettiamo che circa 8.000 imprese individuali cesseranno l'attività. È come che un intero gruppo di imprese di un distretto sparissero. La Marca perde le sue imprese ad un ritmo di 1 su 5 in 5 anni. Non sono previsioni a dirlo, ma l'incrocio di dati elaborati dal mandamento di Confartigianato Oderzo Motta su numeri ricavati da fonti come l'Istat, Unioncamere, Registro delle Imprese e Ministero dell'Economia e delle Finanze. Sono 8.000 le imprese che chiuderanno nel distretto trevigiano, che conta 22 comuni della Marca. Famiglie che vanno in pensione, soci che lasciano. Secondo i dati, il distretto di Treviso sarà quello che perderà il maggior numero di ditte individuali. L'elemento anagrafico è quello discriminante. La situazione attuale è una situazione in cui le imprese che nascono sono veramente poche, perché siamo arrivati a un livello di copertura pressoché definitivo, soprattutto nella nostra provincia, in rapporto a quella che è la popolazione. Quindi non potendoci aspettare una crescita nelle imprese, evidentemente ci troveremo in questa situazione. Siete preoccupati, Presidente? Sì, siamo preoccupati perché non c'è questa conoscenza dell'opportunità. Noi stiamo facendo il massimo anche con le scuole professionali e devo ringraziare anche tutti i direttori didattici. Oltre il 70% delle imprese artigiane non ha personale, il 19% impiega 5 dipendenti. In alcuni casi rari il passaggio di consegna è stato tra titolare e un dipendente. Frena anche il contributo degli stranieri in questo bilancio, mentre l'asse con le scuole per garantire l'apprendistato duale è utile, ma non basta. La ricerca, che analizza i dati nazionali, regionali e poi provinciali, questa sera sarà illustrata ai sindaci dei 22 comuni. La cosa importante è che tutte le parti sociali, quindi l'impresa, la popolazione e gli amministratori pubblici, prendano delle decisioni che siano coerenti e che tengano conto di questi dati.
Torneremo a parlare di economia fra poco collegandoci con Lucio Zanato, il report 2023 del Prosecco. Prima però c'è la cronaca. Abbiamo visto sia nel TG del Veneto e di Venezia la manifestazione a Mestre con tutte le bandiere per chiedere il cessate il fuoco, la fine della guerra tra Israele e Hamas. Intanto è vicino il licenziamento per la prof che ha inneggiato a Hitler, mentre in H-Farm a Roncade resta alta l'attenzione delle forze dell'ordine. La scuola, come la insegnante, è stata oggetto di diversi attacchi social. Diciamo che la situazione viene tenuta sotto controllo, c'è il confronto anche con i carabinieri e con la questura, e se devono essere attivati delle azioni e degli interventi saranno immediatamente posti in essere. Conferma l'attenzione delle forze dell'ordine sul sito di H-Farm la sindaca di Roncade Pieranna Zottarelli, che sul punto si è confrontata anche con la prefettura di Treviso. Del resto il caso della docente libanese che ha inneggiato a Hitler ha fatto il giro non solo d'Italia, scatenando l'odio anche nei confronti della dirigenza del campus. Decine di messaggi infuocati sono comparsi sulle pagine social, leoni da tastiero che altro, che hanno messo nel mirino anche H-Farm, che pure ha sospeso la professoressa non appena venuta a conoscenza di quella storia prima pubblicata e poi rimossa da Instagram. Andate all'inferno, Hitler aveva ragione su di voi ebrei, la frase che faceva riferimento al conflitto tra Israele e Hamas e per la quale l'insegnante si è poi scusata giustificando un coinvolgimento emotivo. Il destino di Hanan e Hamoud però sembra segnato. L'attuale sospensione sarebbe solo il primo passo per la fine del rapporto di lavoro e a poco servirebbero le scuse. Il licenziamento è quindi imminente. Dobbiamo anche essere netti su una questione, e cioè la frase scritta è aberrante e quando è pronunciata da un insegnante ha un ulteriore valore, e quindi diciamo che aggiunge anche una questione morale e intellettuale che non va sottovalutata. La stessa comunità roncadese, per bocca dei suoi amministratori, ribadisce un concetto. A Roncade non c'è spazio per l'odio, e quindi quando questo si evidenzia anche in forme, si palesa in forme così grave, è bene assolutamente stopparlo nell'immediato. Tema della sicurezza, aggredito alle spalle per il portafogli, rapina in pieno giorno a Mogliano Veneto, vittima un uomo di 77 anni che aveva appena prelevato al bancomat. Il suo racconto ai nostri microfoni. Appena uscito dalla banca si sono avvicinati due persone, uno in bicicletta e uno a piedi, 20 metri più avanti. Uno mi ha spinto, mi ha strattonato e mi ha preso il portafoglio. Ecco, quindi l'hanno colpita alle spalle, l'hanno spinto? Mi hanno spinto. Con ogni probabilità i due malviventi che hanno aggredito Walter Visentin, a 77 anni, lo stavano osservando già da qualche minuto. La rapina in pieno centro, in pieno giorno a Mogliano Veneto, poco dopo mezzogiorno in via 4 novembre, a pochi passi dal bancomat dell'Intesa San Paolo, dove l'uomo aveva appena effettuato un versamento. Il 77enne è diretto in posta e ha il portafogli in mano, all'interno qualche decina di euro. Pessima mania di tenerlo in mano e invece di metterlo in tasca, hai capito? Quello a piedi mi ha spinto, ho passato i soldi all'altro, il portafoglio, e basta, e sono spariti via verso. Visentin, nel cadere a terra, ha però la prontezza di mettere le mani avanti e rialzarsi quasi subito. È lui stesso a recuperare il portafogli, inesorabilmente vuoto nei pressi dell'ufficio postale. A fare male però è anche un'altra circostanza. Sono rimasto da solo, sarà passato uno o due macchine, ma sono andate via dritte, uno in bicicletta che mi ha guardato e basta. Quindi lei era a terra, ma nessuno? Ero a terra e basta. Così è la vita, tutti si arrangiano per i cavoli suoi e se vedono uno così non gli interessa. Sull'episodio indagano i carabinieri e non si tratta di un fatto isolato. Un'altra persona è stata derubata in un bancomat del centro poco più di una settimana fa. Per Walter e la moglie Claudia non è la prima volta. 2020 in casa non hanno portato via niente, però ci hanno rovesciato anche l'anima, tutto. Ancora adesso quando apro la porta ho sempre la sensazione che sia tutto a suo quadro. A Walter Visentin arriva la solidarietà del comune di Mogliano, pronti a investire in nuove telecamere, dice l'assessore alla sicurezza e videosorveglianza, che sarà fondamentale
anche per individuare gli autori. Sentiamo. È un fatto gravissimo, siamo dispiaciuti di quanto accaduto, siamo vicini, tutta l'amministrazione è vicina alle persone colpite, però siamo anche fiduciosi che il grosso investimento che ha fatto questa amministrazione sulla videosorveglianza possa consegnare i responsabili alla giustizia. Le immagini sono già in mano ai carabinieri, immagini di videosorveglianza. Questa mattina mi sono confrontato anche con il comandante Stefano Forte della Polizia Locale, il quale dà il massimo supporto ai carabinieri per cercare di arrivare a quelli che sono gli autori. Ecco, 10 giorni fa c'è stato un episodio analogo nella zona del Duca d'Aosta. Purtroppo sì, c'è stato un episodio analogo, anche lì so che i carabinieri hanno già visionato le immagini e lì speriamo siano a buon punto. Purtroppo Mogliano è crocevia di importanti arterie, qual è il Terraglio, quali sono le 2 autostrade con i relativi caselli, nonché la via Germanesa, e pertanto molte volte diventa crocevia anche di chi vuole delinquere. Gli autori potrebbero essere gli stessi a questo punto? Gli autori potrebbero essere gli stessi, aspettiamo le indagini di carabinieri che vaglieranno tutta la videosorveglianza. Videosorveglianza che comunque volete incrementare come amministrazione comunale? Certo, questa amministrazione ha già investito più di 800.000 euro per quanto riguarda la videosorveglianza, vogliamo continuare con anche le frazioni, quindi con Zerman, Bonisiolo e Campocroce, e pertanto continueremo in questa strada perché vediamo che sta dando buoni frutti, insomma. Da Mogliano a Treviso con il violento alterco in un bar della zona stazione a Treviso che ha terrorizzato pendolari e residenti. Successo quasi alle 10:30 che hanno dato i bicchieri, tagliato qua fino là, ho visto la sangue stamattina che hanno fatto i bicchieri con tutti e 2 hanno marocchini. E c'era quindi del sangue per terra? Sì, c'è anche là e tutta questa corridoio fino alla stazione sotto. Una lunga scia di sangue, solo in parte ancora visibile, è il risultato dell'ennesima scena da Far West che si è consumata in zona stazione a Treviso. Non sono nemmeno le 10 di sera quando all'interno del barotto, tra via Dandolo e via San Marco, scoppia un alterco tra 2 quarantenni marocchini, uno residente nel Padovano, l'altro di Montebelluna. Sarebbe stato il primo ad alzare i toni scagliando un bicchiere in pieno volto al connazionale, sfregiandogli una guancia. Sono attimi concitati, ne nasce una colluttazione. L'aggressore a sua volta riporta una ferita profonda alla mano e cerca di darsi alla fuga verso la stazione, ma vuoi per l'alcol, vuoi per la ferita, stramazza a terra. È così che lo trovano gli operatori del SUEM 118 e gli agenti della squadra mobile. Entrambi vengono soccorsi, ora rischiano la denuncia, così come il locale potrebbe essere sanzionato e non sarebbe la prima volta. Il giovane Hassan dice di essere stato al barotto prima della rissa e di aver visto uno dei 2 uomini su di giri. Io ho visto prima c'è lui ubriaco qua che vuole litigare con le persone. Quindi i 2 ragazzi che sono venuti alle mani tu li conoscevi, sai chi sono? Sì, uno lo conosco, c'è mio amico quello che ho preso e l'altro è come Zingaro, lui ogni tanto viene qua per disturbare le persone. L'area resta particolarmente degradata, sul cavalcavia c'è anche un ragazzo che parla e ogni tanto urla da solo. Sotto il viavai dei pendolari c'è anche nonno Adriano, giunto da Marcon per prendere il nipote 14enne. Adesso mi è veramente impressionato qua, perché sono andato fino là sopra, ma insomma... Una zona un po' degradata. Ma molto mi sembra, no, anche bisogna che adesso mi metta d'accordo con suo papà che non vengo più torno qua perché deve venire da là e qua a piedi. Una integrazione della perizia psichiatrica che lo aveva definito come affetto da vizio parziale di mente, quello che oggi hanno deciso i giudici della Corte d'Appello di Venezia nel processo bis nei confronti del giovane all'epoca minorenne ma che ha compiuto 18 anni qualche giorno fa e che la sera del 22 marzo 2021 lungo via Marignana a Mogliano, lo ricorderete, aggredì Marta Novello colpendola con 23 coltellate. L'udienza in cui il consulente del giudice presenterà la propria consulenza è stata fissata il 9 febbraio del 2024. Fu
fatto che ovviamente scioccò Mogliano e non solo. Come un fatto che ha scioccato la comunità della Marca è stato l'omicidio di Varago. Oggi i legali di Elia Fiorindi, il giovanissimo accusato dell'omicidio di Aymen, 17enne studente del Besta di Treviso, hanno chiesto il rito abbreviato. L'11 maggio scorso in un parco a Varago la tragedia. Aymen Adda Benameur, 17 anni, viene colpito più volte con un coltello da Elia Fiorindi, 18 anni. Una lite degenerata per l'acquisto di droga. A 6 mesi da quel terribile giorno, i legali del giovane accusato dell'omicidio, Fabio Crea e Luigi Torrisi, hanno presentato in tribunale la richiesta di rito abbreviato, condizionato dall'acquisizione di alcuni documenti e la visione in aula dei diversi video che immortalano i momenti di quel pomeriggio di sangue. In un filmato già acquisito emergerebbe una verità diversa. 2 i coltelli spuntati quel giorno, uno in mano ad Elia, l'altro proprio alla vittima. Da allora però la seconda arma e il cellulare del 17enne sono spariti. In aula sarà Fiorindi che racconterà quegli istanti. Sì, il ragazzo ha manifestato la volontà di fare delle dichiarazioni davanti al giudice che dovrà giudicarlo. Lui è stato già sentito, ha fatto dichiarazioni nell'immediatezza del fatto al pubblico ministero, le ha ribadite al giudice della misura cautelare, ma ritiene che sia importante, e noi condividiamo la sua scelta, di rendere le dichiarazioni e il riscontro di quella che poi è stata la sua verità, ma che è stata riscontrata dalle indagini, di raccontarla al giudice che dovrà giudicarlo. Bisognerà ora attendere la decisione del giudice circa la richiesta di rito abbreviato. Elia intanto da quel giorno è rinchiuso nel carcere di Treviso in attesa di poter ribadire la sua verità. È confortato dagli atti che sono stati acquisiti nel corso delle indagini, che hanno confermato la sua ricostruzione, quella data nell'immediatezza, e soprattutto è impaziente di arrivare davanti al giudice per il primo giudizio e quindi già stabilire quella che è la verità processuale, la verità dei fatti. Il 14 febbraio la prima udienza. Adesso torniamo allora a parlare di economia, lo dicevamo prima, con il report 2023 del Prosecco di OCG Conegliano Valdobbiadene. Andiamo a Pieve di Soligo, Lucio Zanato con Nicoletta Rizzetto. Buonasera Lucio. Buonasera Nicola, buonasera ai telespettatori di Antena 3. Stiamo seguendo con la Presidente Elvira Bortolomiol i dati sulla produzione e sul futuro del vino più importante del nostro territorio, ovvero il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore di OCG. Il dato principale che sta emergendo, cioè una montagna di dati, devo dire, bisognerà elaborarli, domani magari facciamo un servizio più dettagliato, però il primo dato che emerge è quello di una contrazione nella produzione rispetto all'anno precedente. Però Presidente, l'anno precedente è stato il 2022, un anno straordinario, quest'anno la contrazione ci sta, come dire, c'è stata l'ubriacatura, adesso torniamo alla normalità. Sì, è vero, il 2022 è stato un anno straordinario, ma quest'anno abbiamo avuto dei successi che riguardano il nostro valore. Abbiamo sempre più avuto la conferma anche dai dati che sono stati riportati questa sera dal CIRVE ma anche da Ipsos, il fatto che comunque il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore di OCG quando viene scelto per delle grandi qualità di socievolezza, di sostenibilità, di piacevolezza e di amicizia, quindi significa che ha degli skills talmente belli e talmente importanti che avrà un grande futuro. In effetti poi voi avete detto nelle analisi il futuro del Conegliano Valdobbiadene nel Prosecco Superiore di OCG non è solo nella qualità, che deve essere comunque elevata, ma anche nella presentazione, quindi un settore che è quello dell'enoturismo che è tutto ancora da esplorare per certi versi. Sì, sicuramente il turismo oggi, per noi l'enoturismo oggi è in crescita e il valore che abbiamo oggi è circa di un più 16% rispetto al 2022, ma ancor più il turismo internazionale cresce, quindi questo significa che sicuramente è un mezzo per noi per farci conoscere, per fare conoscere un prodotto di grande qualità e per rendere questo prodotto un prodotto di grande cultura, perché è legato a un territorio meraviglioso. Ecco, l'ultima battuta, perché poi la Presidente deve andare a chiudere i lavori che in questo momento sono ancora in corso.
Però abbiamo visto un'altra cosa bellissima, tanti giovani, tanti più giovani, sempre più giovani che arrivano in queste colline. Sì, i giovani sono per noi un aspetto davvero del futuro, non solo nella nostra cantina, quindi c'è un ricambio generazionale molto molto importante, ma anche dei giovani che si avvicinano al vino e al Conegliano Valdobbiadene. La lasciamo andare perché la stanno aspettando per la conclusione. Noi diciamo ancora 2 dati, ovvero che il 65% delle persone che conoscono la DOCG sono anche quelle che poi acquistano questo prodotto, che si sta direzionando sempre più un prodotto diciamo di livello medio-alto, anzi più alto, un prodotto di lusso. Sentite gli applausi perché stanno arrivando le conclusioni. Allora, il nostro motore dell'economia, cioè il Prosecco, continua ad andare a gonfie vele nonostante appunto una contrazione in termini di produzione, ma non in termini di valore. Vuol dire che è aumentato il valore alla bottiglia soprattutto nell'export, e quindi i soldini che stanno arrivando, anche se questa contrazione pare che per fine anno dovrebbe diminuire. Quindi la nostra economia sta ancora proseguendo, l'economia del Prosecco, e di conseguenza tutto il traino che ci va dietro, perché ricordiamo ci sono aziende di produzione per i macchinari, ci sono aziende per l'imbottigliamento, c'è la produzione, il marketing, c'è la distribuzione, quindi tutto il settore della logistica, un motore che non si sta fermando, anzi, e che quindi prospetta un ottimo 2024. A te la linea. Grazie a Lucio Zanato e a Nicoletta Rizzetto. Andiamo in pubblicità, poi torneremo a Castelfranco, parleremo anche della cittadella della salute. Rieccoci in diretta, torniamo a Castelfranco Veneto, dove si continua a discutere del futuro dell'area tra Piazza Giorgione e via Romanina, soggetta a degrado. Ne abbiamo parlato ieri. Siamo pronti a portare il progetto della Fondazione Morello in consiglio, assicura il sindaco. La minoranza detta le sue condizioni. Se ce la faremo, fatti i dovuti approfondimenti, andremo in consiglio a breve, altrimenti insomma aspetteranno un mese in più. Non è che cambi molto a mio modo di vedere dopo 20 anni che si attende di trovare una quadratura rispetto a questo intervento di rigenerazione e riqualificazione urbana, sul quale vediamo di buon grado un intervento. Detta una tempistica precisa il sindaco di Castelfranco Stefano Marcon dopo il pressing della Fondazione Morello, che chiede il via libera all'operazione immobiliare dell'area tra via Romanina e piazza Giorgione. 2 gli obiettivi dichiarati da parte di Mirko Casteller, presidente della Fondazione: trovare le risorse per appianare i debiti dell'ente morale e togliere dal degrado questo angolo di Castelfranco, meta di vandali e gruppetti. Quel tipo di operazione per noi è un'operazione che deve andare avanti, quindi saremo celeri, ma lo siamo già stati sinora. Ripeto, luglio presentata, ottobre è andata in commissione, siamo il 9 di novembre, cercheremo di fare tutto il possibile per portarla al prossimo Consiglio Comunale. Per la minoranza il sì all'operazione è condizionato, nessuna pregiudiziale quindi. Lo stesso presidente della Fondazione Casteller, dice Sebastiano Sartoretto del Partito Democratico, potrebbe intervenire in aula. Sta bene valorizzare la proprietà, ma bisogna che la Fondazione Morello ci dica poi come andrà ad investire il ricavo che avrà dalla vendita di quegli spazi o comunque dalla cessione a terzi di quella cubatura. Noi intendiamo che la Fondazione Morello continui nella sua mission, che è il motivo per cui è sorta con un lascito testamentario di oramai tanti anni fa, e quindi che sia una scuola di musica e di ballo. Sul fronte del degrado potrebbe intanto iniziare il Comune a rendersi conto che quegli spazi non possono essere abbandonati a se stessi e luogo di frequentazioni dubbie e di deposito di immondizie di ogni genere. Torniamo a Treviso per parlare della cittadella della salute. Questa volta il traguardo è davvero vicino. La prossima settimana i primi trasferimenti di reparti. 2 chirurgie, esenologia e gastroenterologia si sposteranno prima del 30 di novembre. Con laudi finiti, la prossima settimana arriverà l'autorizzazione della Regione. Nelle giornate di sabato e domenica 18 e 19 novembre è previsto il trasferimento dei primi pazienti dei reparti elencati dal direttore generale Francesco Benazzi. L'Odissea della cittadella della salute, inaugurata ufficialmente il 29 dicembre dello scorso anno, sembra essere arrivata al capolinea. Contestualmente arriverà il via libera anche per il nuovo parcheggio. Il 21 di novembre
aprile l'ultimo incontro per definire la linea con i gestori. L'idea sarebbe di aprirlo contestualmente con le tariffe con cui continuo a battere io, cioè 0,50 per ora, poi le 3 ore, i 3 euro nel momento in cui si va in proseguo. Chiusa la partita, toccherà ragionare su quello dell'ex MOM con la cittadella universitaria che affiancherà quella sanitaria. Sul fronte Covid il direttore Benazzi rassicura: sono 13 ad oggi positivi ricoverati, 3 non vaccinati sono ricoverati nel reparto malattie infettive. Bene anche i dati delle case di riposo. Nonostante la recrudescenza del virus, ad oggi sono solo 32 gli ospiti positivi su 5.600, tutti isolati. All'oggi la situazione va bene, però ricordiamoci che abbiamo un inverno davanti e abbiamo una mutazione sicuramente del virus, quindi la vaccinazione serve per proteggere i fragili. Intanto 2 nuovi macchinari sono arrivati al reparto di rianimazione dell'ospedale Ca' Foncello grazie alla raccolta fondi senza precedenti. Visibile l'emozione tra i sanitari. Comprare, fare le gare, scegliere e selezionare non era il mio mestiere, per cui sono andato lento, molto lento, ma anche perché veramente è una cosa lentissima comprare qualcosa per il bene. Cioè per te compri subito, per fare la donazione è una cosa... Vabbè, comunque noi siamo arrivati, ieri l'abbiamo usata per la prima volta in sala operatoria. È arrivata dopo 5 anni di fatica, grazie ad una raccolta fondi senza precedenti. Una macchina che consentirà anche di monitorare le funzioni elettriche del sistema nervoso di un paziente in coma e prevedere la possibilità, così, di recupero. Un aiuto fondamentale per i medici dell'unità operativa complessa di anestesia e rianimazione che quotidianamente si relazionano con le famiglie di pazienti spesso in condizioni disperate. Ci permette di poter sostanzialmente monitorare il sistema nervoso sia in sala operatoria e anche in terapia intensiva e quindi prevedere quella che sarà la prognosi, un elemento estremamente importante per noi per poter ottimizzare la cura. Nel presentarla il dottor Guido Dall'Acqua, responsabile dell'unità operativa di neuroanestesia e terapia intensiva neurochirurgica, non ha trattenuto le lacrime. È un miracolo che si realizza per l'ospedale partito con la raccolta fondi dell'associazione Alir Fabio Fabris, presieduta da Marina Cavanna, raccolta poi interrotta dal Covid. Il primo a donare il sindaco di Pieve di Soligo Stefano Soldan, che ha devoluto €1 per ogni suo cittadino, la donazione più sostanziosa 35.000 euro da parte dell'azienda Nonno Nanni. I macchinari andranno a sostituire quelli ormai obsoleti o non funzionanti. Aziende, enti pubblici, parrocchie, privati, una vera e propria gara di solidarietà che nemmeno il Covid è riuscito a fermare. È l'emozione, è proprio l'emozione di chiedere, di vedere che la gente è già pronta, che già sta pensando che è bello far questo. Per me è stato incredibile. A Conegliano è ripartito il pedibus della scuola primaria Dante Alighieri, 60 i bambini che hanno aderito all'iniziativa con 44 volontari. Adesso l'obiettivo è coinvolgere tutti i plessi della scuola primaria. Eccoli i piccoli della scuola primaria, giubbottino, berrettino, la rigorosa pettorina arancione. È ripartito il tanto atteso pedibus della scuola primaria Dante Alighieri a Conegliano. 60 i bambini che hanno aderito all'iniziativa e ampliata la rete dei volontari, attualmente 44 tra genitori, nonni, membri dell'associazionismo, ma anche privati cittadini. Non solo. L'anno scorso sono stati percorsi circa 3.000 km facendo la somma ovviamente dei partecipanti, quest'anno dopo un mese e mezzo siamo già a 1.000 km, quindi dovremmo arrivare a testarci a fine anno scolastico intorno ai 6.000 km percorsi. Un progetto che unisce valori ambientali e convivenza civile. Per l'istituto comprensivo e per la scuola è un progetto fondamentale perché va a promuovere 2 fondamentali obiettivi. Da una parte l'assunzione di comportamenti corretti da parte dei bambini, comportamenti corretti che riguardano lo stile di vita sano e dall'altra anche comportamenti corretti rispettosi dell'ambiente. Sono ripartite tutte e 3 le linee. I bimbi, accompagnati e sorridenti, stringono la tradizionale corda donata in questo caso dal Club Alpino Italiano. Un'iniziativa importante anche sul fronte dell'educazione stradale. Come valore aggiunto c'è sicuramente anche l'educazione stradale, che può essere un po' di educazione stradale che viene fatta ai ragazzi, perché ovviamente accompagnandoli e spiegandogli come si attraversa, già solo spiegandogli come si attraversa una strada, si è già fatto molto, perché sicuramente si investe anche poi per il loro futuro quando poi dovranno muoversi in autonomia magari alle scuole secondarie primo grado. L'obiettivo futuro è ancor più ambizioso. Si sta avviando alla scuola primaria Kennedy e il nostro obiettivo è quello di coinvolgere tutti i plessi di scuola primaria.
Giusto una settimana fa eravamo alle prese con la terribile ondata di maltempo che ha colpito tutto il Veneto e anche la Marca, lo stavamo raccontando in una edizione straordinaria. Che tempo farà invece nel prossimo weekend e nei prossimi giorni? Come ogni venerdì ce lo dice il generale Iannicelli. Il maltempo si è spostato al centro-sud, su di noi c'è un aumento anche se timido della pressione, quindi evidente dalla carta del tempo. Dall'Atlantico si stacca una lingua di alta pressione molto timida, non è molto forte, però quel poco che basta a tenere lontani i sistemi perturbati. Potete vedere i sistemi perturbati che sono costretti, grazie a questa situazione, a scorrere a nord delle Alpi e interessare marginalmente tutto più i versanti esteri. Quindi un fine settimana all'insegna del tempo stabile, ma un tempo stabile autunnale, quindi intanto il terreno è intriso d'acqua, quindi dà un contributo molto forte alla formazione di nebbie, di foschie, quindi la mattina il cielo potrebbe essere invisibile proprio per queste foschie. Poi ci sono delle aperture. Per domenica più o meno stesso discorso, ma non finisce qui, nel senso che tutta la prossima settimana avremo queste condizioni. Ripeto, tempo stabile autunnale. Intanto per i prossimi giorni i venti saranno deboli, di direzione variabile, e le temperature sono tornate in media, con precisione proprio, le minime dai 4 ai 6 gradi più o meno, le massime tra i 10 e i 12 gradi. L'Alto Adriatico per ora è molto mosso, risente ancora delle condizioni del recente passato, però il moto ondoso è nettamente in diminuzione. È tutto. E noi adesso andiamo nel Bellunese. Ripartiamo dalla cronaca e dalla tragedia avvenuta ieri sera in via Agordo a Belluno. Una donna di 73 anni che è stata investita mentre cercava di attraversare la strada sulle strisce pedonali è morta purtroppo poco dopo in ospedale. C'era buio a quell'ora e la strada, ancorché regionale, non sufficientemente illuminata dai lampioni. Zaira Bogo, 73 anni, stava cercando di attraversare in prossimità delle strisce pedonali all'altezza del bar-ristorante Carpenne quando è stata centrata da una Panda guidata da un uomo di Sedico. L'automobilista si è subito fermato per prestarle soccorso, richiedendo l'intervento dell'ambulanza del 118. Ai sanitari giunti in via Agordo la situazione è parsa gravissima. Zaira Bogo è giunta in condizioni disperate al pronto soccorso del San Martino, dove è morta in conseguenza dei traumi riportati nell'impatto. I rilievi di legge sono stati eseguiti dagli agenti della polizia locale che hanno anche regolato il traffico e lavorato fino alle 21:30 per raccogliere ogni elemento utile a ricostruire la dinamica dell'incidente. E invece è durata 4 giorni l'agonia per Ombretta Boselli, la sacrestana di Pedavena, investita lunedì sera mentre andava a sistemare la chiesa. La donna si è spenta ieri al Santa Maria del Prato. Ad investirla un compaesano quarantenne alla guida di un furgone. La donna era conosciutissima a Pedavena anche per il suo impegno di catechista. E un boscaiolo rimasto ferito stamattina in località Garletta, La Moiazza, in comune di Lavalle Agordina. La jeep sulla quale viaggiava si è ribaltata e l'uomo, 30 anni, lo vedete nelle immagini, residente a Limana ma di origini romene, è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo. È stato un collega a dare l'allarme e a richiedere l'intervento del SUEM. Il boscaiolo è stato recuperato dall'elicottero e trasferito all'ospedale di Treviso. Nella zona hanno lavorato anche i vigili del fuoco di Agordo e il personale della locale stazione del soccorso alpino. La sanità adesso con il punto dell'ULSS Dolomiti sulla meningite e non solo in provincia. Meningite da pneumococco, un caso a Belluno di un 17enne feltrino il cui quadro clinico va verso una soluzione, si spera senza conseguenze. A Padova la tragedia di una bambina di 5 mesi stroncata dalla stessa patologia. Una malattia abbastanza rara, ma che purtroppo ha la capacità di essere letale. Giuseppe Dalben è il direttore generale di entrambe le ULSS coinvolte. La meningite è una malattia importante, pesante, ha vari fattori eziologici, però in alcuni casi effettivamente ha degli esiti infausti, come abbiamo visto appunto a Padova. Il caso di Belluno invece sta andando, direi, molto bene e quindi pensiamo ad un recupero completo assolutamente per questo ragazzo. Da inizio 2023 sono 9 i casi di meningite registrati in Veneto. Il bilancio viene dato in conferenza stampa dall'ULSS 1 Dolomiti e in contemporanea da un comunicato stampa della Regione Veneto, anche per annunciare la rimodulazione del piano vaccinale previsto per i neonati a partire dal 76esimo giorno e per gli adolescenti dai 14 anni, consigliandola ai nati
tra il 99 e il 2009, di cui un 30%, pari in provincia di Belluno a 5.000 ragazzi, non è vaccinato. Oggi abbiamo a disposizione 2 vaccini importanti contro la meningite meningococcica, ACWY, primo tipo di vaccino che offriamo già da tempo, sia ai bambini sia agli adolescenti, e B, di nuovo ingresso per quanto riguarda gli adolescenti come offerta attiva per effetto di una delibera di giunta regionale di agosto, e anticipato per quanto riguarda i bambini, perché la casistica pediatrica interessa anche i primi mesi di vita. A margine si è parlato anche di Covid, la cui curva è per fortuna bassissima, e di influenza, la cui campagna vaccinale in realtà non è ancora decollata, il cui picco è atteso verso Natale e su cui verrà fatto il punto forse la prossima settimana. Prenderà ufficialmente il via la prossima settimana il cantiere lungo la pista di rientro al campo scuola del Nevegali in zona Sitta. La strada, larga oltre 3 metri, è stata erosa dalle forti piogge che hanno interessato il territorio la settimana scorsa, tanto da risultare impraticabile e pericolosa. Lo smottamento di circa 40 metri di lunghezza, 20 di larghezza, con una profondità media di 2 metri. Il Comune, attraverso i suoi operai e i suoi mezzi, interverrà per ricreare il piano viabile e sciabile al servizio della pista di rientro al campo scuola. È in via di pianificazione invece l'intervento a Medil, dove nelle medesime circostanze un tratto di strada ha ceduto, rendendo del tutto impossibile il passaggio. Per questo intervento sono già stati stanziati 70.000 euro. È tutto per questa edizione di Treviso, vi lascio al meteo, grazie per averci seguito, arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Benvenuti al meteo, previsioni per sabato 11 novembre. Sul Veneto tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso, possibili foschie e nebbie nelle prime ore della giornata. Non sono attese precipitazioni, salvo qualche nevicata sui rilievi. Temperature minime tra i 3 e i 7 gradi, massime stazionarie sugli 11-14 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia giornata caratterizzata da cielo poco nuvoloso o variabile. Possibili peggioramenti a partire dal pomeriggio con qualche locale rovescio anche a carattere temporalesco. Temperature minime tra i 6 e i 10 gradi, massime comprese tra i 12 e i 15 gradi. Sul Trentino Alto Adige tempo in prevalenza soleggiato con rinforzo dei venti da nord-ovest, specie in quota. Non sono attese precipitazioni. Temperature minime intorno ai 2 gradi, massime tra gli 11 e i 14 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura.